Costruiamo buoni pensieri è il progetto di Saninveneto, il Fondo Sanitario Integrativo per il mondo artigiano, che ci propone davvero delle novità, tutte da non perdere. Saninveneto, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane, ha presentato la nuova campagna per il benessere psicologico 2022 dal titolo "Costruiamo buoni pensieri per il benessere al lavoro e in famiglia". Il bisogno è di avere un supporto psicologico e di avere degli interlocutori altamente qualificati, che sia alla portata di tutti. E Saninveneto quindi propone 4 incontri gratuiti per i soci, gli iscritti, e poi gli incontri successivi a una tariffa calmierata di cui viene poi rimborsata una grandissima parte. Un progetto nato dall'esperienza fatta dal Fondo a marzo del 2020, quando Saninveneto attivò un numero telefonico di sostegno psicologico gratuito per aiutare tutta la popolazione a superare le difficoltà, paure e stress derivanti dalla complicata situazione. Il tema è quello di capire che c'è una sofferenza, capire che c'è una necessità. Abbiamo visto un aumento dell'aggressività, un aumento dell'isolamento, abbiamo sentito e lo percepiamo tutti quanti, insomma, una generale incapacità di dare risposta alle problematiche. Non possiamo non fare attenzione a tutte queste parti sociali che sono il nostro tessuto che mantiene integro il nostro territorio, mantiene integra la nostra socialità. Tutti gli iscritti a Saninveneto, dipendenti e coniugi a carico, titolari e familiari aderenti, potranno quindi usufruire di 4 sedute gratuite di psicoterapia presso uno degli psicologi aderenti. Dall'eventuale quinto incontro in poi, il socio avrà diritto ad una tariffa calmierata di €60 a seduta e, caricando successivamente la fattura nel portale, riceverà, come per le altre visite specialistiche, il rimborso dal fondo di €46,15 caduna. Il fatto di non avere quella sicurezza alla quale ci eravamo abituati ci dà un senso proprio di precarietà, e la precarietà crea disagio, crea movimenti, elementi di ansia e a volte anche brutti pensieri. Noi dobbiamo far leva sulle capacità che le persone hanno. Continua quindi l'attenzione al territorio del fondo, che ridistribuisce le risorse fondendo un servizio in linea con le esigenze della società. L'obiettivo è continuare a lavorare in questa direzione, proprio perché la difficoltà psicologica fino ad arrivare anche al disagio mentale abbiano la stessa dignità di qualsiasi altra problematica che la persona può avere nella propria esistenza.